Siamo arrivati dove viene prodotto effettivamente il metodo classico. Giusto, questo è il metodo classico, una lavorazione lunga. Il metodo classico è una fermentazione in bottiglia. Il vino rimane nella bottiglia da noi al minimo da 24 mesi, 30 mesi. Queste sono le tempistiche minime. Quando ho fatto questo tempo di fermentazione in bottiglia viene messo su queste rastrelliere, si chiamano pépite. Rimangono qua 4 settimane. In queste 4 settimane vengono girate manualmente, un quarto di giro al giorno, cambia anche l'inclinazione perché bisogna far scendere il lievito che è diffuso in tutto il liquido della bottiglia, in tutto il vino, bisogna farlo scendere verso il tappo. E questo ci mette circa un mese. Quando dopo è sceso viene messo un macchinario che è un frigo e questo ghiaccia questo tappo, ghiaccia sì il lievito, poi si apre, c'è una forte pressione dentro di parecchie atmosfere dentro la bottiglia, tappandola, il processo è di sboccatura. Viene espulso questo lievito, dopo viene rimboccato, si aggiunge un liqueur e viene tappato con il tappo